Va ora in onda la rassegna stampa. Sì, altro che miau miau miau, gattini gentili e innamorati. E qui sono gatti arruffati che soffiano, si rincorrano, semenano, ne fanno di tutti i colori. È da tutto il weekend che succede questa cosa in radio. Questa voglia tra gatti di menarsi, sì, di menarsi. Con il buongiorno da Sammy Varin, bentrovati, Radio Libertà, pochi istanti alle 7:30, eccoci pronti per un'altra rassegna stampa per fare insieme il punto della situazione notizie attraverso i quotidiani del mattino. Sì, è proprio Sammy Varin che in questo momento storico si occupa di rassegna stampa. Giulio Cainarca, storico conduttore della rassegna stampa, si è spostato un po' più avanti dopo le 9:40 con una nuova trasmissione che approfondisce gli argomenti del giorno. Secondo Cainarca, da non perdere, ma certamente da non perdere questa rassegna stampa. E allora diamo il buongiorno a chi ci segue prima di tutto dall'automobile, chi ha scoperto Radio Libertà sulla banda DAB dell'autoradio. Bellissima scoperta che dovete fare tutti voi se avete un'auto recente. Oltre all'FM c'è anche un tastino con scritto DAB e a quel punto vi si apre un mondo di nuove radio tematiche senza utilizzare internet, sono sempre onde elettromagnetiche, sono digitali, e c'è la radio che fa musica classica, chi fa rock, chi fa la disco music anni 70-80, chi parla proprio come noi, Radio Libertà. C'è poi la televisione. Siamo una radio, ma siamo anche una TV. Sul canale 252 del televisore trovate il sottoscritto Sammy Varin che compare puntualmente con il suo faccin, ma soprattutto tra pochi istanti troverete anche i quotidiani oggi in edicola. Buongiorno a chi ci ascolta anche attraverso il sito radiolibertà.net, chi ha scaricato l'applicazione di Radio Libertà sul proprio cellulare e chi ci guarda su Facebook e su YouTube, soprattutto sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Buongiorno a Francesco che è arrivato puntuale anche quest'oggi a farmi da regia, ma che adesso se ne va perché bisogna restare svegli e un caffè, insomma, io me lo farei, eh? Beh, no, non lo voglio io, nel senso era una roba altruistica per te. Io mi tuffo subito, certo, nei quotidiani oggi in edicola. Perché? Perché qui c'è gente che aspetta da 2 o 3 giorni questo momento. Dopo vi leggo un po' di messaggi che già possono arrivare al nostro numero 340 6709 659, lo dico soprattutto per i nuovi ascoltatori, 340 6709 659 è il numero per i messaggi WhatsApp, audio e video di Radio Libertà che potete utilizzare in qualunque momento del giorno o della notte. La cosa incredibile di questo weekend in cui ci siamo divisi con varissime emozioni, varissime mi piace, però da Varin varissime emozioni, quindi arrabbiature, incazzature, pena, grandissima pena per le popolazioni colpite nuovamente dal maltempo incredibile. Sono arrivati messaggi durante la notte, negli orari più strani del giorno, in cui si danno pareri, a volte si lanciano invettive, ma sono interessanti, ve l'assicuro, e nei prossimi minuti avrò modo di leggervene qualcuno. Intanto partiamo con i titoli, perché la titolazione oggi è varia e variegata. Il Corriere parte naturalmente da Meloni all'attacco sui magistrati, un nuovo duello, e in mezzo c'è la mail di un giudice, chiaramente, una mail che è uscita fuori e non doveva uscire, e infatti tra i magistrati si guardano tutti in cagnesco. Chi sarà stato a far uscire questa mail? La premier peggio di Silvio, diceva in poche parole la mail. E insomma, qualcuno dice, ma sono ancora lì i famosi Palamara Boys, prima Berlusconi, poi Salvini, adesso la Meloni, ma sono davvero loro che vogliono comandare questo paese? La Meloni pubblica questa mail
Tajani dice parole inaccettabili e proprio oggi c'è Tajani intervistato dal Corriere, che ieri invece intervistava il presidente del Senato. Però in centropagina il maltempo, 3.000 evacuati, oggi scuole chiuse, alluvione in Emilia, un morto a Bologna. Cose che non vogliamo assolutamente più vedere, puntualmente continuiamo a vedere. E naturalmente la frase è sempre quella: di chi è la colpa? E questa volta devo dirvi, gli abitanti cominciano a esserne certi di chi è la colpa. In centropagina la notizia da Verona, ma soprattutto Salvini, sempre colpa di Salvini, che si è fatto intervistare sulla TV di Stato, è il primo canale, Rai 1, e la sua vignetta che fa ridere tutti quanti chiaramente, con un Matteo Salvini striminzito che fa l'uno del Rai 1. Ma Matteo Salvini c'è anche nella notizia di sotto, perché? Perché a Verona il migrante ucciso in stazione, la frase shock sempre sua di Salvini è bufera: non ci mancherà. Che è una frase, perdonateci, da chi segue Matteo Salvini da qualche tempo, che ha scritto più volte in altri casi, e che rappresenta un po' anche una frase fatta di un pensiero anche nostrano. Una persona che aveva aggredito gli agenti, che stava distruggendo vetrine automobili, che non rispondeva agli altolà degli agenti, aggredisce con un coltello un poliziotto alla stazione di Verona. La gente reagisce sparando 3 colpi e uccide l'uomo. La vittima è un maliano di 26 anni, richiedente asilo. Sono sempre loro, quelli che richiedono asilo, no? E intanto che aspettano l'asilo, puntualmente arrivano da zone chiaramente non sicure, minimo. Sulla vicenda è intervenuto il leader della Lega Matteo Salvini con un commento shock che ha scatenato una polemica politica. Sui social il vice premier ha scritto: non ci mancherà. Immediata la reazione dell'opposizione per Luana Zanella, capogruppo alla Camera di AVS, così si sparge odio. Quindi imparate dalla Zanella di AVS, non scrivete queste frasi, non ci mancherà. È chiaro che, ribadisco, è una frase assolutamente fatta, è un qualche cosa, un modo di dire. Non vogliamo dire che non diciamo pace all'anima sua a questa persona, ma uno che si comporta in questo modo è un po' come la storia del ladro che va a rubare e che purtroppo perde la vita. Frase fatta, si è messo a fare questo lavoro, è un lavoro pericoloso, doveva metterlo in conto. Anche qui dobbiamo fare attenzione a dire queste cose, perché sono quelli di AVS che hanno ottenuto il permesso dal Santo Padre di dire queste cose. L'altolà di Mattarella, questo è il titolo invece del quotidiano di Repubblica, il richiamo del Presidente della Repubblica, che ha visto tutti questi gattini azzuffarsi nel weekend dopo lo scontro sull'Albania. Le istituzioni non si limitino a visioni di parte, il governo ancora l'attacco delle toghe. Oggi in Consiglio dei Ministri il decreto per modificare le norme su migranti e paesi sicuri. Quindi oggi nel pomeriggio dovrebbe accadere qualche cosa. Soprattutto dovremmo capire quali sono questi paesi sicuri e quali quelli meno sicuri, perché non so se lo avete compreso, ma lo dicevamo già negli scorsi anni e non è una novità, lì dobbiamo accogliere tutti gli immigrati, perché le scuse sono varie e variegate. C'è appunto chi proviene da paesi insicuri e quindi si sente un po' gay, e anche lì è una roba che a volte ti senti e non ti senti, ma se nel momento che arrivano in Italia questi profughi si sentono un po' gay, e certamente non possono ritornare nei loro paesi che sono poco sicuri per i gay, che poi uno può essere tranquillamente gay e non se ne accorge nessuno. Bisogna vedere che tipo di gay sei, quanto fai vedere agli altri che sei gay. Ma questa è una cosa che forse tra un po' di anni si comincerà a dibattere sui quotidiani. Al momento non è permesso, lo dice Sammy Varin su Radio Libertà, a suo rischio e pericolo. L'intervista alla Russa: i magistrati devono rispettare la destra che ha vinto, e questo naturalmente siamo sul quotidiano
La Repubblica, mentre il governo prepara il decreto sul caso dei migranti in Italia, nel pieno dello scontro con la magistratura, il Presidente della Repubblica Mattarella invita al dialogo. Le istituzioni non si limitino a una visione di parte. No a contrapposizioni, occorre mediare. Vi immaginate Mattarella che dice ste robe e invece la destra e la sinistra che si guardano in gattesco. Quindi il monito del Capo dello Stato è questo qua, no a contrapposizioni, occorre mediare. La scoperta dell'acqua calda, insomma. Il presidente del Senato La Russa nell'intervista: vogliamo rispetto dai magistrati, riscrivere nella Costituzione i confini tra i poteri. L'editoriale del costituzionalista Michele Ainis: la nostra povera carta, la madre delle riforme è sempre incinta come la madre dei cretini evocata da Flaiano, ma in attesa di generare il premierato l'impeto riformatore si rovescia su ogni norma della Costituzione. Anche su Repubblica naturalmente il caso: ucciso da agente dopo aggressione, Salvini shock, non ci mancherà. E l'editoriale di Stefano Cappellini: wow wow wow, la politica della cattiveria. Ve ne leggo qualche riga perché so che vi piace. Matteo Salvini ha oltrepassato un altro confine, paradossale per chi i confini li sogna tutti blindati e impenetrabili, ed è giunto ancora più in là, dove si esulta per la morte di un uomo. A Verona un immigrato aggredisce con un coltello una pattuglia della polizia e viene ucciso. Non ci mancherà, erutta Salvini, erutta tutto attaccato, ma il prefisso del verbo è facoltativo. Te capì? Hai visto? Peccato non ci fosse il video dell'evento da postare sui social dell'ex bestia, sarebbe stato il migliore degli snuff movie, quei filmati che riprendono la morte di qualcuno per il piacere voyeuristico di altri. Un tempo si bavoleggiava sull'esistenza di questi video, oggi ce n'è uno nuovo al giorno su internet e sono tra i preferiti della propaganda dell'ultradestra in tutto il mondo. Per la precisione, la frase completa di Salvini sui fatti di Verona è: con tutto il rispetto, non ci mancherà. Grazie Capellini, ci fa stare bene la mattina. E allora andiamo sulla Stampa, ragazzi, piatto ricco, micifico, mentre vi ricordo che sono a disposizione per leggere i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Qualcuno ha scritto negli scorsi giorni che questa rassegna stampa è un po' uno show, uno spettacolo. È vero, è vero, è vero. È uno spettacolo che faccio insieme a voi, primo per tenervi sveglio, secondo per cercare di attirare l'attenzione sulla buona politica, perché esiste ancora la buona politica. Terzo, perché mi piace così. E quindi, se volete commentare in tempo reale le notizie che vi sto leggendo, inviate il vostro messaggio audio oppure video. Se volete farvi il filmetto, io lo vorrei un filmetto mentre qualcuno fa colazione, mentre puccia il biscotto nel caffè latte, inviatelo al 340 67 09 659. La Stampa: Meloni, i giudici contro di me. La Premier rilancia la mail di un magistrato che l'accusa più pericolosa di Berlusconi. Schlein: basta vittimismo. Migranti, oggi il decreto sui paesi sicuri per stoppare le sentenze. Ma siamo sicuri che siano sicuri? Questo lo dico io. No, perché te l'ho detto, ognuno dice la sua, ragazzi, ma anche in Europa ogni paese dice qualcosa di diverso. Quindi, secondo me, siamo fottuti, ma non vorrei essere così drammatico. Mattarella avverte, Mattarella ci sta ascoltando, serve il dialogo. Sul quotidiano La Stampa di spalla il reportage: nella Moldova sospesa tra Putin e l'Europa, il referendum incerto fino all'ultimo voto, testa a testa in Moldova nel referendum per l'adesione all'Unione Europea, un'altra da mantenere. La presidente uscente Sandu va verso un secondo mandato alla guida dell'ex Repubblica Sovietica. In centropagina sulla Stampa, le lacrime dell'Emilia. Nuova drammatica esondazione dei fiumi, muore un ventenne in 3.500 costretti a lasciare le loro case. Che si fa?
Fulum? No, no, si va avanti, ci mancherebbe altro. Andiamo, ricordandovi certamente che più avanti apriremo anche le linee allo 0292947222. Oggi è lunedì, vedremo alle 9 se sarà disponibile il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. Intanto anche sul resto del Carlino, in centropagina. Diluvio urbano. Nuova alluvione in Emilia-Romagna, un morto e 3.000 evacuati, Bologna sommersa. Sulla riviera romagnola, disastro a Cesenatico, danneggiati in negozi e ristoranti. Bologna, i casi a Posa e Ravone, canali tombati, esplosi in serie come bombe. Cercheremo di capire poi se sono esplosi o se sono stati scoperchiati da qualcuno. Il Colle, le istituzioni collaborino, un magistrato contro Meloni è pericolosa. Altro quotidiano, a proposito, anche i quotidiani potete richiedermi, come nelle vecchie radio anni 70-80, fate le vostre dediche e richieste. Richiedete il vostro quotidiano preferito che non ho ancora letto e dedicatelo a chi se lo merita. 340 6709 659. Dedicati il quotidiano. O chiaramente votate anche il quotidiano migliore e quello che vorreste usare come carta igienica, come ad esempio il Fatto Quotidiano, naturalmente tra i quotidiani migliori, chi penserebbe altro, che proprio in centropagina, visto che in questi giorni si festeggiano 2 anni di buon governo, ma lo diciamo noi che è buon governo, non è d'accordo il Fatto Quotidiano. 2022-2024, la premier che voleva fare la storia vivacchia e diffida pure dei suoi, governo Meloni, 2 anni di liti, scandali, impunità e austerità. Tutto da godere. Questo articolo, vedremo se farete i bravi, soprattutto se me lo voterete, ve lo leggerò più avanti perché sono 2 paginone in cui si riassume tutto il successo del governo Meloni secondo il Fatto Quotidiano e potete immaginare. Un'occhiata all'agenzia ANSA per vedere se ci sono notizie della notte, tutte brutte, quelle che riguardano il maltempo, esonda il torrente Ravona, allaga il centro di Bologna, i carabinieri salvano una persona con disabilità intrappolata a Imola, recuperati 2 cani che rischiavano di non farcela per le inondazioni. Insomma, cose terribili che, ripeto, non devono più accadere, ma qui c'è qualcuno che forse in questi mesi, in questi anni, non ha lavorato come doveva. Meloni prepara il decreto migranti. Oggi c'è il Consiglio dei Ministri e c'è attesa, vi vedo nervosetti, stanno apparendo come piccoli petardi. Tanti WhatsApp al 340 6709 659. Cosa dovrebbe contenere il decreto migranti di questo pomeriggio? Oltre chiaramente, speriamo, a una lista che verrà rispettata con i paesi sicuri e quelli meno sicuri. Basta con sta menata che l'Egitto non è un paese sicuro, ragazzi, ci andiamo in vacanza da decenni e decenni. Chiaramente, ribadisco e discoriba, l'Egitto fa parte di quei paesi in cui non puoi andare a guardare determinate istituzioni militari, non puoi metterti a drogarti come fossi uno di quelli che festeggia dalla mattina alla sera pubblicamente, eccetera. Spacciare droga in Egitto non è che ti fanno l'applauso. Non puoi essere un gay dichiaratamente gay davanti a tutti. Lo so, ma lì semplicemente ti guardano male anche se giri in città, una femminuccia gira con pantaloncini troppo attillati. Attenzione, non stiamo scoprendo l'acqua calda, sappiamo bene che sono paesi islamici dove hanno altre usanze e andare in giro col crocifisso al collo in pieno centro Sharm el Sheikh, magari qualcuno ti guarda male. Questo è vero, ma il crocifisso al collo quelli che arrivano qua da noi non ce l'hanno quasi mai. Hanno il macetino in tasca però. Meloni prepara il decreto migranti. Oggi c'è il Consiglio dei Ministri, scontro con le toghe. Il Faro del Colle, l'ANM ancora contro Nordio, toni senza precedenti. Cosa parla questo Nordio? Perché parla questo Nordio? Santa polenta.
Sì, dai, sì, sono curioso. Voglio già leggere qualche WhatsApp al 340 6709 659 perché siete veramente tosti in queste ore. Benzina sul fuoco. Meloni rilancia la mail del magistrato che l'attacca è più pericolosa di Berlusconi. Mattarella, questo l'ha scritto nel pieno della notte. Mattarella, solite parole vuote con molte interpretazioni. No a contrapposizioni. Cosa vuol dire? Parla chiaro e intervieni con CSM e altri. Lo sappiamo che sei lì per guidare l'opposizione antidemocratica. I giochi sono scoperti, dimettiti, fischiamolo in ogni uscita. È vero, ma non viene mai fischiato Mattarella, chissà perché. Ma guarda un po', ma certo, ma certo. Buongiorno Sammy, sono Marcello da Roma. Puoi dirmi su WhatsApp come risentire le rassegne stampa del sabato e della domenica? Non esistono i relativi podcast. Proprio vero, Marcello. Ce ne scusiamo, non soltanto delle rassegne stampa, ma anche di altre trasmissioni. Non abbiamo il tempo e il personale fisico per inserire tutto quanto nel nostro podcast. Ci stiamo organizzando, ma per il momento non riusciamo a mettere tutte le trasmissioni sul sito radiolibertà.net. Cliccando podcast potete riascoltare le principali trasmissioni, ma non tutte. C'è di buono che queste trasmissioni le potete ascoltare sui social. Se andate su Facebook o su YouTube, cliccando Radio Libertà, saltano fuori i video proprio di queste trasmissioni e quindi potete rivedere il conduttore e riascoltare tranquillamente tutta quanta la trasmissione. Marco Semmi, lascia perdere, non ci mancherà e altro lo pensa il 95% degli italiani autoctoni. E poi nota bene, tutti i media sinistri sottolineano che è il governo che va all'attacco della magistratura, non che la magistratura intralcia volontariamente l'operato del governo, eletto legalmente dal popolo. E ancora WhatsApp al 340 6709 659. Ciao Sammy, certo che voi italici siete messi male, quindi spiega agli anocefalici italici che vanno in Egitto a fare le vacanze che il paese non è sicuro. Magari l'Egitto può riprendersi questi clandestini. Sammy, sei in ritardo, il referendum per l'adesione all'Unione Europea è stato respinto. Subito gli anocefali europei si sono affrettati a dire ha stato Putin. E ancora, buongiorno, è ora di finirla che gli ambientalisti non facciano pulire i fiumi dai detriti che causano alluvioni, che facciano una legge da pulire, paghino chi era in regione, ci scrive Pasquale, e che rappresenta un po', sì, un certo modus cogitandi di molta gente che comincia a farsi sentire. Qualcuno si sta iniziando ad arrabbiare. Oh mamma signor, che cosa succede? Da dove partiamo? Da dove partiamo? Sono molto indeciso questa mattina e allora partiamo dal quotidiano Libero. Tutte le frasi, le dichiarazioni di guerra dei giudici anti-Meloni, consentire gli sbarchi, influenze trampiane sull'Italia, deriva autoritaria, altro che imparzialità. Ecco come le toghe parlano del governo di centrodestra. Interviene Mattarella, le istituzioni non si limitino a visioni di parte. In centropagina un morto e 3.000 sfollati, piove sempre sulla sinistra. Il modello dell'Emilia Rossa fa ancora acqua. E ribadisco e discoribo, qualcuno se ne sta accorgendo di questo, molti abitanti cominciano a averne le scatole piene. Sarà un segnale, visto che in Emilia-Romagna si vota tra meno di un mese? Le accuse a Salvini, è strano dire che un accoltellatore non ci mancherà, scrive Lorenzo Mottola. E ancora l'editoriale di Daniele Capezzone, lo scontro finale tra politica e magistratura. I lettori di Libero arrivano preparatissimi, ma non certo rassegnati, a un momento tanto spiacevole quanto prevedibile, starei per dire a un grande classico della vita pubblica italiana, esattamente come ai tempi della caccia giudiziaria contro Silvio Berlusconi e come più tardi con le indimenticabili chat di PM e giudici contro Matteo Salvini. Anche stavolta le frasi e gli scambi di mail tra magistrati per mettere nel mirino Giorgia Meloni e la sua politica sull'immigrazione rendono inequivocabilmente chiaro quello che tutti già sapevamo, e cioè che una quota,
c'è da temere non necessariamente minoritaria, della magistratura, si è trasformata in contropotere, in attore politico, in titolare anomalo e abusivo di un ruolo di opposizione ritenuto troppo fragile in Parlamento e comunque spesso troppo battuto nelle urne. E ecco allora la supplenza giudiziaria. L'opposizione è debole? Ci pensa qualcun altro. Siamo sul quotidiano Libero, allora sapete che faccio a questo punto? Ci entro, dai, giriamo insieme le pagine. L'assalto a Palazzo Chigi, la mail del giudice rosso aizza le toghe contro Meloni, è più pericolosa del CAV, ira di Premier e centrodestra, Patarnello, ricordatevi questo nome, che suona anche bene, Patarnello, esponente di Magistratura Democratica. Lui a un certo punto ha scritto una mail ai colleghi dicendo bisogna porre rimedio, serve compattezza, ma molto simile effettivamente a quella di Palamara un po' di tempo fa, capite? Cioè, e poi siamo noi che non capiamo, come al solito, come non capivamo quello che il circolo Mario Mieli diceva tanti anni fa sui bambini e sui rapporti con essi. Non avevamo capito un bel niente e infatti su qualche quotidiano oggi ci sono i consueti magistratoni che ci spiegano che cosa davvero volevano dire a noi ignoranti. Giorgia ha rilanciato questa notizia e la maggioranza ha denunciato fatto gravissimo, è un'invasione di campo. Ma ricordiamo la frase di Patarnello, che fa parte di quella magistratura democratica all'interno della quale mi pare che ci sia qualche giudice che ogni tanto prenda delle decisioni, diciamo, discutibili, ma una mia sensazione, me lo son sognato stanotte, sicuramente mi sto sbagliando e chiedo già scusa, anzi mi metto in ginocchio. Indubbiamente l'attacco alla giurisdizione non è mai stato così forte, forse neppure ai tempi di Berlusconi. In ogni caso, è un attacco molto più pericoloso e insidioso per molte ragioni. Giorgia Meloni più pericolosa di Silvio Berlusconi, parole che disorientano perché non arrivano da un politico o da un cittadino qualunque, ma da un magistrato che condivide il suo pensiero con i colleghi in una mail. E la parte più inquietante è il finale, dobbiamo porre rimedio. Succede ieri che in una delle tante giornate di scontro torrenziale tra politici e giudici legato alla sentenza che non ha convalidato il trattenimento dei migranti in Albania, il quotidiano Il Tempo pubblichi il contenuto di una conversazione elettronica tra Marco Patarnello e i colleghi. Patarnello è sostituto procuratore della Cassazione e non secondario esponente di Magistratura Democratica, la corrente è considerata più vicina alla sinistra politica. Contesto? Sì. Il contesto: la giudice Silvia Albano ha appena messo in crisi il patto Meloni-Rama per la dislocazione dei migranti clandestini, contraddicendo le indicazioni governative sui cosiddetti paesi sicuri per il rimpatrio. Albano è presidente di Magistratura Democratica, la stessa cordata a cui appartiene Patarnello, che si mette al PC e commenta con i colleghi fatti recentissimi, lasciandosi andare a considerazioni politiche di questo tenore. Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali, ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte e anche molto più pericolosa la sua azione. In sostanza, il magistrato fa il paragone con Silvio Berlusconi. Il CAV era interessato alla giustizia, spiega, perché aveva fatti suoi e di alcuni suoi sodali da sistemare, per cui gli interventi legislativi dell'allora Premier erano circoscritti e non puntavano a riforme sistemiche. Il caso di Meloni è diverso, ammette Patarnello, che riconosce alla Premier di muoversi per difendere
avere un interesse generale, cioè una giustizia che funzioni e, cosa più preoccupante, libera dalla balcanizzazione correntizia. Ecco perché sottolinea: Meloni oggi è un pericolo più forte di Berlusconi. A questo punto nella mail la toga chiama i colleghi a superare le divisioni per agire tutti insieme contro il nemico comune. Dobbiamo porre rimedio, e la chiosa inquietante seguita da un appello alla compattezza di tutti i colleghi. Che significa porre rimedio? In che modo, quando sei un magistrato e hai il potere di decidere con le tue inchieste sulla libertà di una persona, sulla sopravvivenza di un governo? Parole che alzano di un altro tono lo scontro tra politica e magistratura. Come se non bastasse, nel pomeriggio Meloni rilancia le parole del giudice attraverso i suoi canali social, un post secco, senza commento. Nel frattempo si scatenano quelli di Fratelli d'Italia. C'è la propensione di una parte della magistratura a invadere il campo della politica, dichiara il capogruppo Tommaso Foti. Il fatto poi che Patarnello evidenzi come non vi sia alcuna inchiesta giudiziaria a carico del presidente Meloni appare sconcertante se si pensa che così si esprime chi dovrebbe applicare la legge, solo la legge. No, Patarnello, no, care toghe rosse, commenta Giovanni Donzelli. Compito dei magistrati, e la stragrande maggioranza dei vostri colleghi lo sa benissimo, è quello di fermare mafiosi, spacciatori, trafficanti, criminali, non Giorgia Meloni e la riforma della giustizia. Noi comunque con serena determinazione andremo avanti. E va avanti anche l'articolo quest'oggi sul quotidiano Libero, ma qui ci fermiamo, prendiamo fiato per qualche minuto, ma soprattutto attendiamo le vostre meditazioni belle, calde e scoppiettanti al 340 6709 659. Restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Roba buona, musica indipendente, artisti sconosciuti a livello nazionale, li lancio io ogni mezz'ora nella mia rassegna stampa. Ukrainian Overture di Sergei Komenko, un talentuoso musicista e compositore nato in Ucraina e, attenzione, dal 2001 si è trasferito ad Anzio, Roma, creando centinaia di composizioni, esplorando vari generi e dimostrando una notevole versatilità. Lo dovete cercare su YouTube o sugli store digitali. Sergei con la Y, Komenko col CH e l'altra K alla fine. Ukrainian Overture ci riporta in rassegna stampa con il buongiorno rinnovato da parte di Sammy Varin. Buongiorno a chi ci segue da casa, in televisione, canale 252. Chi ci ascolta in automobile, in coda anche oggi mentre si va al lavoro. Buongiorno a chi ci ha scoperto nella banda DAB della radio. Richiedete il vostro quotidiano preferito. Certo, dediche e richieste. Richiedete il vostro giornale del cuore e dedicatelo magari a chi vi sta più simpatico o meno simpatico. Io ritorno intanto sul quotidiano Libero. Dicevamo, la mail del giudice rosso aizza le toghe contro Meloni è più pericolosa del CAV, ira di Premier e centrodestra, ma poi arrivano le reazioni interne all'associazione dei magistrati. Già, caccia alla talpa che ha fatto uscire la lettera. Dalle toghe dell'ANM, insulti a chi ha diffuso il testo, vigliacco e indegno, adesso non può dormire sereno la notte. Subito dopo, sempre su Libero a pagina 3, altro che imparzialità, le dichiarazioni di guerra dei magistrati al governo. Questa corrente, che si chiama magistratura democratica, ha contestato tutti i principali atti dell'esecutivo su migrazione e sicurezza. Per il suo segretario l'Italia soffre di una influenza trampiana. Come state? Io c'ho un po' di influenza trampiana, quest'oggi sto diventando razzista, ma in senso buono naturalmente. La posizione sul decreto anti-ONG, il governo ritiri immediatamente i suoi decreti e consenta lo sbarco a tutte le persone naufraghe. La posizione sul decreto Cutro, nessuna politica potrà fermare i flussi migratori, questa non è un'emergenza ma un fenomeno strutturale. La posizione sul DDL sicurezza, sempre quelli di magistratura democratica, e sono democratici, è una visione dei rapporti orientata al versante dell'autorità, una logica penale repressiva. Stefano Musolino, segretario di MD, la reazione di Salvini e quelle del governo mi sembrano una sorta di influenza trampiana. Sì, anch'io oggi c'ho un po' di influenza trampiana, veramente. E la bella foto a sinistra della giudice della sezione del Tribunale di Civile di Roma, Silvia Albano, che ha firmato la sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha bloccato il protocollo italo-albanese sui migranti. Albano, inutile dirlo, fa parte di Magistratura Democratica, la corrente progressista delle toghe che in passato ha partecipato, tra le altre iniziative, alla manifestazione per la revoca del memorandum con la Libia sull'immigrazione. Ok? E qui vediamo anche la locandina. Accordi con la Libia, non sono d'accordo, dove devo firmare? In piazza per dire no al rinnovo degli accordi, Roma, Piazza Esquilino. E non è la prima volta che alcuni personaggi della magistratura partecipano a manifestazioni, ma non dovete arrabbiarvi, perché poi, lo sai, arrivano le minacce al magistrato e ci fanno il culo a noi. Colpa di Salvini e di Sammy Varin, perché abbiamo aizzato l'odio. Noi non aizziamo l'odio, semplicemente cerchiamo di spiegarvi com'è la situazione, mentre qualcun altro queste cose non le dice. Ed eccoci alla lista dei paesi sicuri, signori, quella per cui molti di voi non hanno dormito nel weekend. Oh, che cazzo faccio? Vado o non vado in Egitto la prossima estate? Non è un paese sicuro. Una lista di paesi sicuri dove rispedire gli immigrati. Oggi il decreto del governo per difendere i confini. Dopo la decisione del Tribunale di rimandare in Italia i 12 extracomunitari inviati a Giadè, l'esecutivo punta a spezzare l'impasse. Ogni 6 mesi sarà aggiornato l'elenco degli stati dove poter rimandare i clandestini, ma soprattutto, ribadisco e discoriba, bisogna mettersi d'accordo con l'Europa, perché ogni stato ha
una lista differente. Oggi è il giorno del decreto legge per far valere la politica di difesa dei confini, così come scelto dagli italiani alle urne. Il documento che approderà in Consiglio dei Ministri nel tardo pomeriggio, dopo la bocciatura del Tribunale di Roma al trasferimento dei primi immigrati in Albania, avrà come obiettivo fondamentale quello di elevare a norma primaria l'indicazione dei paesi sicuri, dove quindi poter rispedire i clandestini. Ok? Mi piace quando lo si dice proprio chiaramente. Devo andare su Libero per leggere queste cose. I clandestini, non i migranti, perché sono migranti certamente, ma se arrivano senza rispettare le leggi e non hanno diritto a stare qui, sono fondamentalmente dei clandestini. E non più, come accade ora, lasciare l'elenco in balia degli aggiornamenti annuali, l'ultimo è datato 7 maggio, di un decreto interministeriale esteri, interni e giustizia. Insomma, dovrà venire un passo in avanti decisivo per spezzare l'impasse e mettere in moto la macchina dei rimpatri. La lista sarà aggiornata ogni 6 mesi, avete capito, con un decreto, ma i nodi da sciogliere non mancano, a partire dal rapporto col diritto scusate, non riesco più a parlare. Sarà che questa Europa, sarà che questo Sammy Varin assomiglia sempre di più a quel pelatone di sinistra che continua adesso, fa capolino in tutte le trasmissioni, il grande Rizzo, che dice che siamo schiavi di questa Europa, siamo sottomessi. Caro Rizzo, a parte che ti aspetto sempre qui in rassegna stampa a fare da contraltare a Sammy Varin, ma queste cose noi le diciamo da decine e decine di anni. Ci abbiamo già sbattuto il capoccione contro questa Europa, abbiamo capito che non serve. Se ci restiamo in Europa e non possiamo uscirne, fai una brutta fine economicamente, dobbiamo sorridere, fare il sorrisetto all'Europa cercando di lavorarcela, ok? Quindi tornando, i nodi da sciogliere non mancano, a partire dal rapporto col diritto ce la faccio comunitario, ce l'ho fatta superiore rispetto a quello italiano, cioè sono loro che comandano, c'ha ragione Rizzo, e soprattutto dalla definizione dei parametri da usare per stabilire se un paese è sicuro o meno, in modo da limitare la discrezionalità dei giudici. È qui che si gioca la partita. Tra le ipotesi al vaglio dell'esecutivo Meloni, inoltre, c'è anche quella di rendere appellabili le ordinanze dei giudici, con uno scopo molto chiaro: bloccarne l'effetto per scongiurare una pioggia di sconfinamenti di campo deleteri per indirizzi politici del governo in una materia di immigrazione. Non solo, perché si sta ragionando anche sulla questione delle procedure. Non è escluso che il nuovo decreto potrebbe rivedere quelle relative alla richiesta di protezione internazionale dei richiedenti asilo per velocizzare i tempi di risposta e dunque anche i trasferimenti degli extracomunitari che non hanno diritto a restare in Italia. Ellis Lane però non ci sta. Giorgia Meloni ha già fatto una figuraccia e insiste, continua con la propaganda, alimenta un grave scontro istituzionale, butta via i soldi degli italiani, ha detto in un'intervista alla Stampa, per poi spararla grossa. Penso che se un governo vuole aggirare norme e sentenze europee può solo decidere di uscire dall'Unione Europea. E che ti dicevo? Rizzo vuol fare questo. Non credo che vogliano proporre questo, anche se non sarebbe la prima volta per loro. La verità è che sono talmente incapaci che non sono riusciti a costruire un meccanismo che non sia fuori legge. Hanno sprecato 800 milioni di fondi pubblici. Devono chiedere scusa per i loro errori invece di provare a coprirli dando la colpa ai magistrati e alle opposizioni. Del resto, che per la sinistra più o meno moderata il sistema migliore fosse quello delle porte spalancate a tutti indiscriminatamente era già cosa nota a tutti. E per non farsi mancare nulla, mischiando le mele con le pere, ecco Marco Simiani, capogruppo del PD Commissione Ambiente della Camera. Le alluvioni causate dai mutamenti climatici sono oggi una delle emergenze nazionali più importanti. Occorre agire subito per ricercare soluzioni innovative, per cercare di prevenire gli effetti disastrosi di queste catastrofi e mette in sicurezza i territori. Invece di intervenire, il governo Meloni convoca consigli dei ministri per cercare di salvare la faccia dopo una miserabile figuraccia albanese. Quello che io non capisco è che questi di sinistra, questi del PD, continuano a demolire tutto ciò che fa la Lega, il centrodestra, ma
Quanto a proposte, zero proposte. Ma ve ne siete accorti di questa cosa o sono io che sono sempre malato del trumpismo? Boh. La sinistra europea vuole processare i centri in Albania. I Verdi oggi chiederanno un dibattito in plenaria sull'intesa Roma-Tirana, che invece è appoggiata dall'Europa, e questo sarebbe interessante come dibattito. La proposta sarà messa ai voti. Procaccini dice rimpatri, competenza dei governi. Cambiando argomento, ma mica poi tanto, vi segnalo da Libero, poi magari più avanti ve lo leggo anche questo articolo di Luca Beatrice, la visita flop dell'eurodeputata. Chi è? Ma chi è? Dai, lo sapete, è la Salis. A Torino scoppia la rivolta anti-Salis. Ilaria incontra i violenti di Ascatasuna e Notav della Val di Susa, ma spuntano gli striscioni di protesta. Che sta mai succedendo? Torneremo anche su questa notizia inquietante, e parliamo invece di cose serie, perché abbiamo visto nel weekend questa cosa pazzesca, ancora acqua, e non si fa niente per evitare questi problemi. In Emilia-Romagna la regione in ginocchio per il maltempo, 3.000 sfollati e un morto. Bologna affonda, ma lo stato di Fiumi e Argini inchioda la sinistra. Un ventenne travolto dalla piena. Oggi scuole chiuse. Schlein parla di prevenzione, però sotto la lente ci sono i lavori sul Reno e le relazioni mai inviate al governo sullo stato dei corsi d'acqua. Ad amministrare c'erano sempre i compagni di Elli. Siamo un paese fragile, in questo la politica deve avere consapevolezza e fare ogni sforzo per la prevenzione del dissesto idrogeologico, scrive Claudia Osmetti sul Libero. Parole forti che vorrebbero metterci un punto, parole che dette così a bruciapelo uno non può che assentire. Chi è quel pazzo che non crede nella manutenzione, nella pulizia prima delle, anzi per evitarle proprio le catastrofi? Se non che a pronunciarle queste parole benedette sì, sono prese generalmente, sarebbero giuste al 100%. Ieri mattina le hanno dette a margine di un evento per il voto in Liguria la segretaria del PD Elis Lane. La sua Emilia-Romagna è ancora sott'acqua. Nella sua Bologna le scuole sono di nuovo chiuse per colpa del maltempo e in un paesino della regione nella quale fino all'altro ieri lei stessa è stata vicepresidente con la delega alla transizione ecologica, c'è un'intera famiglia isolata sul terrazzo di casa con capre e conigli al seguito. E però la politica e la consapevolezza e lo sforzo di prevenzione, che nella migliore delle ipotesi sono commenti da fiera delle buone intenzioni, con le quali se poi non ci si rimbocca le maniche non si va da nessuna parte, ma nella peggiore vanno addirittura a strigliare l'altra barricata, cioè quella del governo, e basta. Ecco no, o meglio non proprio, c'è un problema in Emilia-Romagna ed è quello delle alluvioni. E lì basta guardare, non serve la sfera di cristallo, è sufficiente uno qualsiasi dei telegiornali o news delle ultime ore. È il Reno esondato a Bologna, tra l'altro nel punto esatto in cui il canale è stato di recente scoperchiato dall'amministrazione Dem di Matteo Lepore per farci passare il tram e per creare un'area simile a quella dei Navigli milanesi. È il volto stravolto dei 3.000 sfollati bolognesi e reggiani, anche quello preoccupato delle decine di migliaia di persone che per ore restano senza la luce o senza la corrente per far andare il frigo. È la viabilità ridotta, bloccata, alternata, rallentata per via delle frane e del fango e dei detriti sulla statale 65 della Futa o nella tangenziale sud di Parma, ma si tratta giusto di esempi. E la morte tragica, drammatica di Simone Farinelli, che colpe non ne ha, responsabilità men che meno, ha soltanto 20 anni questo ragazzo che a Botteghino di Zocca, a pochi chilometri fuori Bologna, finisce travolto dal rio che trascina via l'auto sulla quale sta viaggiando col fratello, solo che il fratello riesce in qualche modo a uscire dall'abitacolo in tempo e così si mette in salvo, mentre lui purtroppo no. E si prosegue chiaramente su queste argomentazioni all'interno del quotidiano Libero, ma noi proseguiamo, certo, proseguiamo
facendo capire a voi che potete scegliere qual è l'argomento che volete venga analizzato in modo particolare, anche perché poi dopo di me arriva Giulio Cainarca con la sua trasmissione che serve proprio per inquadrare meglio un argomento. Inviate il vostro messaggio al 340 6709 659 per sentire il vostro parere, le vostre opinioni, come quella di Francesco D'Amato che ricorda sul Libero a pagina 10 l'autogol della Stampa. Quale fesseria! Per gli italiani respingere gli immigrati clandestini è una priorità. E già, involontariamente, almeno così speriamo, il direttore della Stampa Andrea Malaguti ha liquidato come una fesseria quella che gli italiani avrebbero commesso facendo salire il problema dell'immigrazione clandestina dal 20° posto, in cui era sceso nei mesi scorsi, al 5° delle priorità avvertite in un sondaggio effettuato a caldo da Alessandra Ghisleri. Ma sai, questi sono i benpensanti al caviale che in certe zone della città non ci vanno proprio. E intanto però alla stazione di Verona, avete sentito, assalta gli agenti, uno spara e lo uccide. Un 26enne del Mali, rifugiato speciale naturalmente, cerca di accoltellare i poliziotti che reagiscono e Salvini, sì, proprio lui, ha scritto "non ci mancherà". Parallelamente, per non farci mancare niente, orrore nelle Cese, un altro stupro a Milano, 12enne violentata da 3 minorenni. All'incontro col 16enne che le piaceva sono arrivati in 3, abusata e derubata. Vogliamo dire basta a tutte queste? Stiamo inasprendo le pene, fregandocene, fottendocene da qualcuno che invece questi li vorrebbe perdonare? Punto di domanda. Ancora una segnalazione, anche questa è bella signori, è gara tra Repubblica e TG3 per fare Sinwar santo subito. Sì, Daniele Dell'Orco lo scrive a pagina 13 del Libero, la moglie dell'ex capo di Hamas filmata con una borsa di lusso. Per il quotidiano è propaganda, per il notiziario Rai una mossa per screditarli e poi le scuse. Addirittura Vecchioni paragona Sinwar a un eroe omerico. La dualità del mondo non la scopriamo certo ai tempi del conflitto tra Israele e Hamas. Da sempre, persino gli eventi più cruenti si prestano a una doppia interpretazione. L'11 settembre, mentre le torri gemelle diventano fiaccole e 3.000 persone bruciavano, una buona parte del pianeta era sotto shock, ma un'altra parte nel mondo islamico festeggiava. Allo stesso modo, il 7 ottobre 2023, mentre i predoni di Hamas dilaniavano i corpi di centinaia di innocenti nel sud di Israele, lo Yin assisteva al dramma con incredulità, lo Yang si augurava che la mattanza potesse durare il più a lungo possibile. Per quanto assurdo possa sembrare, è verosimile aspettarsi che persino il video girato nel drone dell'IDF che ha immortalato gli ultimi istanti di Sinwar abbia generato un doppio sentire. Israele ha dimostrato di essere una volta ancora infallibile cacciatore, Hamas, messa in ginocchio, ha provato a deviare l'attenzione costruendo attorno a Sinwar l'immagine di un guerrigliero indomabile, roba capace di suscitare appeal tra gli integralisti sia in atto che in potenza. Ma non solo, perché la narrazione dei miliziani palestinesi ha fatto proseliti anche lontano dal Medio Oriente, nella sinistra italiana. In altre parole, il programma condotto da Massimo Gramellini sulla 7, 2 sere fa Roberto Vecchioni ha definito una mancanza di pietas la diffusione degli ultimi istanti di vita di Sinwar. Non so se ricordi il 25° canto dell'Iliade, quello di Achille che restituisce il corpo di Ettore a Priamo. Achille uccide Ettore, il papà di Ettore, Priamo, re di Troia, disperato, va nell'accampamento dei Greci, cosa quasi impossibile ma ce la fa, entra nella tenda di Achille, gli abbraccia le gambe piangendo e gli chiede di restituire il corpo di suo figlio. Gli dice: anche tu hai un papà e non hai un figlio, papà è lontano da te e ti vorrebbe vicino, in nome di tuo padre che soffre per te ti vorrebbe vicino, ti prego di darmi il corpo di mio figlio, perché è l'unica cosa che ho.
E lui lo fa. Questa è la Pietas. Peccato che quella tra Israele e Hamas non sia propriamente un poema omerico e che Sinwar sia stato uno spietato terrorista sanguinario. E che dire di Cecilia Parodi, la scrittrice preferita dal PD milanese? Si definiva una bimba di Sinwar e difatti da quando è morto il suo profilo Instagram sembra quello di una pacifica in lutto. E non è finita. Il portavoce dell'IDF, il contrammiraglio Agari, ha mostrato ieri un video inedito di Sinwar. Il filmato pare risalente la notte prima degli attacchi del 7 ottobre. Lo mostra mettersi a riparo in un tunnel insieme alla famiglia con cibo e bevande. Il profilo X del TG3 ha condiviso le immagini accompagnandolo con un commento assurdo. Dopo aver ucciso Sinwar, rendendolo un martire agli occhi di milioni di persone, Israele tenta di screditarne l'immagine diffondendo un video in cui il leader di Hamas e la famiglia si mettono al sicuro in un tunnel prima della strage del 7 ottobre. In serata arriva la toppa, peggio del buco. Sull'account del TG3 spunta una nota con scuse annesse che spiega come l'intento del tweet fosse spiegare che con la diffusione di queste immagini Israele intendeva contrastare il tentativo in corso di dipingere Sinwar come un martire invece che un terrorista. Purtroppo, prosegue il testo, è stato scritto in modo frettoloso, totalmente errato, fuorviante rispetto alle nostre intenzioni. Un bel bagno di umiltà e un'utile promemoria per quando gli verrà in mente di contare la punteggiatura nei virgolezzati altrui. Il medesimo video poi è arricchito di un dettaglio non da poco. La moglie di Sinwar, Samad Mohamed Abu Zamar, nella macabra scampagnata sotterranea, ha avuto cura di portarsi una borsa Birkin di Hermès da $32.000. Per Repubblica la borsa sarebbe così finita nel frullatore della propaganda. Secondo il quotidiano diretto da Mario Orfeo, infatti Israele starebbe usando il valore dell'accessorio di cui è stata messa in dubbio l'autenticità, magari l'ha comprata dai marocchini, per suggerire l'incoerenza dei leader di Hamas. Repubblica in sostanza capovolge il concetto di propaganda, termine già altamente svuotato del suo significato, che i vertici delle milizie palestinesi vivano nel lusso, specie quelli fuori dalla striscia, mentre il popolo muore di fame, è assolutamente fattuale. La vera propaganda, semmai, sarebbe quella di Hamas, che fomenta l'odio incolpando Israele di ogni male, mentre lucra sulle donazioni occidentali, sugli aiuti che piovono dal mondo islamico, sulla fame dei comuni cittadini, mentre gli analisti di tutto il mondo si interrogano sulla possibilità che il video della morte di Sinwar possa produrre emuli. In Italia un esito l'ha già prodotto: smascherare le vedove. Così quest'oggi il quotidiano Libero. Andiamo avanti, c'è altro su Libero? No. E allora, signori, dai, facciamoci un giro anche sul Corriere della Sera. So che chi l'ha votato? Qualcuno l'ha scritto qua, eh? Qualcuno l'ha scritto e non si è firmato? Io vado, l'avete votato. Meloni all'attacco, 6 magistrati, un nuovo duello, ma anche alluvione in Emilia, un morto a Bologna. E infine, migrante ucciso in stazione, aveva aggredito gli agenti. La nostra macchina è travolta dal fango. Gli tenevo la mano, poi Simone è sparito. Il fratello della vittima. Pensavamo di farcela. Andrea Farinelli, 23 anni, con il fratello Simone, 20 anni. Sabato sera Simone ha perso la vita a Botteghino di Zocca, travolto dal fango mentre tornava a casa con lui a bordo della loro Toyota Yaris. Da Torino all'Emilia, selfie con la piena e foto sui social, la serenata con il fiume d'Ora ingrossato, gli scatti davanti ai torrenti fuori dagli argini, aree transennate. Sì, una vera e propria serenata, c'è la foto, a 2 passi dalla Dora in piena. La pioggia è un fiume, oltre i livelli degli argini non hanno scoraggiato 2 ragazzi a Torino. I giovani hanno sfidato il rischio e sono stati immortalati mentre suonavano e cantavano tranquilli, con alle spalle la Dora, visibilmente ingrossata dalle precipitazioni degli ultimi giorni. Sempre a Torino, tanti curiosi che hanno voluto osservare da vicino il Po. L'imminente piena non aveva trattenuto gli sportivi negli scorsi giorni. In tanti, prima della chiusura dei Murazzi, continuavano a correre e passeggiare a 2 passi dal fiume, ormai al livello del marciapiede.
e anche queste imprudenze, ragazzi miei, è l'effetto dei mari più caldi. Eccolo qua l'intervento del climatologo. Le temperature elevate favoriscono eventi estremi, il ruolo degli Appennini che fanno da tappo. Così il climatologo quest'oggi sul Corriere, ma soprattutto a rischio tutta l'Italia, dobbiamo imparare a fare più prevenzione. Ciciliano della Protezione Civile dice: accadrà ancora. Non basta pulire gli alvei dei fiumi. Il 95% del territorio nazionale è a rischio idrogeologico. Dobbiamo avere giovani che tra 15 e 20 anni avranno un bagaglio di informazioni sufficienti. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Avanza l'anticiclone delle Azzorre a partire dalle regioni settentrionali, ma attenzione al ciclone che vaga intorno al sud. In mattinata ampio soleggiamento al nord e su buona parte del centro con rari disturbi, maltempo invece al meridione con rischio di fenomeni abbondanti soprattutto lungo l'area ionica, specie in Calabria. Nel pomeriggio ancora molto nuvoloso sulle regioni meridionali con rovesci intensi, in genere buono sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
Musica indipendente ogni mezz'ora, artisti quasi sempre sconosciuti a livello nazionale, ma conosciutissimi nel proprio territorio o da chi li segue, dai fans storici. In questo caso lui si chiama Setak. Nel dialetto, ragazzi, è stato addirittura premiato. L'altro è Simone Cristicchi, il cantautore che ha portato in scena a teatro il massacro delle foibe nella PS Magazzino 18. Qui è prodotto dall'artista Setak Cristicchi, fresco di targa Tenco per il migliore album in dialetto. Storie di una vita trascorsa, di un tempo che non deve essere dimenticato grazie alla musica del cantautore abruzzese. Figli della storia, Setak con Simone Cristicchi, la proposta musicale di Sammy Varin, tra quelle naturalmente, vi ripeto, assolutamente sconosciute a livello nazionale. 8.35, il buongiorno si sente dal Varin, ma anche dai vostri messaggin. Siete scatenati anche oggi al 340 6709 659. Tra pochissimo riprendo la lettura dei quotidiani, ma non resisto, devo leggere qualche messaggio, lo devo fare. Bravo Piantedosi, bravi Meloni, Salvini e Tajani. Mio padre mi ha insegnato: chi non vuole i piedi sul collo non si inchini. E poi questa vignetta di Cranci che è bellissima, Paese sicuro. Quale paese? La Pidinia, non ve la racconto, ma potete immaginare che cosa mai si veda un giudice con la bandierina dell'Italia. WhatsApp al 340 6709 659, ce n'è anche uno audio. Se c'è qualche telefonata la mando. Mi dicono che Facebook funziona, ok? Questo è un messaggio per chi ci scriveva che non c'è audio su Facebook, su YouTube. Non c'è audio durante le canzoni, importante specifica, è vero? Perché giustamente Francesco mi dice: non possiamo mettere le canzoni su Facebook, già ci bloccano ogni volta che diciamo reazioni avverse. Ecco, mi hanno bloccato anche oggi. Ti immagini se mettiamo una canzone? Posso mettermi a cantare io e la Violeta, mi bloccano certamente, però quando non c'è musica su social possiamo tranquillamente quasi sempre trasmettere. Fammi sentire un audio sul cursore, sentiamo cosa dice questo, sentiamo. Caro Sammy, volevo farti una domanda e fare una domanda a tutti i telespettatori. Sì? Il fatto è successo a Milano. Allora, nessuno si deve fare giustizia da solo. La sinistra parla sempre di questi che si fanno giustizia, bisogna aspettare le forze dell'ordine, guai a toccare Caino di qua e di là. A Milano un extracomunitario, una persona di origine straniera, si è fatto giustizia da solo, non con la pistola, perché la pistola guai il porto d'armi per la sinistra, però vedo che uccidono anche con le armi non da fuoco, e praticamente questa persona era un extracomunitario cinese e ha ucciso un italiano. Non ho sentito le vesti strapparsi alla sinistra, perché? Non ho sentito, perché fosse stato l'opposto ci sarebbe stato razzismo, guarda c'è questo, c'è quell'altro, c'è qui, c'è là. Non ho sentito una parola di un esponente di sinistra. Anzi, aggiungo io, l'hanno addirittura liberati, quelli che con inforbiciatori, no? Vabbè, pensiamoci. Altro WhatsApp 340 6709 659, se me lo inviate al volo io ve lo leggo o ve lo faccio addirittura sentire. Sentiamo. Ciao Sammy, Chi è? chiamami Simone. Voglio andare giù pesante. Bravo. sulle prese di posizione e decisionali di questi magistrati. Dici. Fuori dal mondo, che si permettono di oltraggiare un popolo e andare a dismettere delle linee governative, delle linee politiche di conduzione di un paese, trascendendo completamente il loro mandato, che è quello di applicare le leggi e non di disfare i trattati internazionali. Cioè, ragazzi, ma adesso cosa sono loro l'ONU? Si sono arrogati anche
il diritto e il compito di stabilire le relazioni internazionali tra gli stati e di definire quali stati sono quelli sicuri e quali non sicuri. Cioè, allora mi devono dire come mai le persone vanno tranquillamente in vacanza in Egitto se il paese è veramente non sicuro, ma alla stessa stregua allora definirei non sicuro nemmeno l'Italia. Cioè, con questa linea di principio tutti i paesi del mondo possono essere per un qualsiasi motivo definiti non sicuri. Quindi cosa facciamo? Smontiamo le frontiere di uno Stato, smontiamo la Costituzione di uno Stato e annacquiamo il concetto di Stato sovrano, di nazione, di nazionalità, e tutti sono cittadini di tutto il mondo e tutti girano come cazzo vogliono, cioè senza più una regola e una regolamentazione. Vero. Non esiste reciprocità, non esiste più niente. Cioè, ma a questo punto allora non esiste, siamo nella totale anarchia secondo questi abiuratori dello Stato e dei rivoltosi. Questi sono veramente, cioè, anti-Stato, anti-nazione, anti-italiani, anti-tutto. Cioè, sono pericolosi, sono veramente pericolosi, sono terroristi. Cioè, agiscono come dei terroristi normativi. Mamma mia, chiamami dopo, sentiamoci, Sammy. Sì, che altro che sei tu che hai chiamato me, però sì, terroristi nel senso che agiscono, e sai che quelli ci mettono poco a querelare, assolutamente non sono terroristi, però come vedete ci sono certi cittadini un po' arrabbiatini, ma poco. Ancora WhatsApp 3406709659, poi si chiedono come mai sempre più gente va a votare. Ora lo sapete, Salvatore dalla Germania. Bologna sommersa proprio quando la regione volta le spalle all'autonomia. Traditori della Padania, traditori del nord, traditori di chi vorrebbe veramente dare più potenza al territorio, e invece questi se ne fregano e soprattutto daranno la colpa a Roma. Vedrete, adesso stanno prendendo fiato tra una spalata di fango e l'altro, ma poi sto parlando dei politici naturalmente che stanno spalando fango, e come, sì, quello che li stiamo tirando addosso noi, no, e poi attaccheranno Roma sicuramente. Buongiorno Sammy, direi che questa mattina è nato un neologismo, è successo un patarnello, dice Giovanni. Bravo, patarnello. Chi fu costui? Si chiede ancora qualcuno. Caro Sammy, buongiorno. Io dico che Mattarella, anziché predicare la collaborazione, dovrebbe strappare le orecchie a quel magistrato. Stappare, dai, le orecchie a quel magistrato lì, per quello che ho scritto e per quello che ha in testa. Altro che predicare la collaborazione, ma tanto si sa già dove sta Mattarella. È vero, te che leggiamo qualcosa d'altro, dai, vi faccio un po' sognare, so che vi piace, e allora entriamo nell'intimo dei quotidiani più importanti, ricordando proprio che cosa succederà quest'oggi. Oggi la Premier andrà avanti sulla riforma della giustizia e sul decreto migranti, e insomma, attenzione, le domande delle risposte sul Corriere a pagina 8 sono queste. C'è un conflitto con le norme europee e la soluzione italiana è percorribile. La mossa del governo e la necessità di scelte europee uniformi. C'è l'esperto di diritto penale, il professore Vittorio Manes dell'Università di Bologna, direttore della rivista Diritto di difesa dell'Unione delle Camere Penali, che ci guida nella ricognizione sul tema dell'immigrazione e delle norme. E la domandona è questa: si può disapplicare una legge interna come è avvenuto in questi giorni sui migranti in Albania? E lui risponde: la questione giuridica non è semplice, ma i giudici non hanno disapplicato la legge interna, l'hanno integrata
alla luce della interpretazione data dalla Corte di Giustizia. La Corte europea ha chiaramente detto che un paese può essere considerato sicuro dopo esserlo in ogni sua parte, rimettendo al giudice la valutazione del caso concreto. Su queste basi, i giudici italiani hanno ritenuto di non convalidare il trattenimento ai fini di rimpatrio in Albania, ritenendo Bangladesh ed Egitto non sicuri. Difficile negarlo, del resto, se solo si pone caso al caso Regeni in Egitto o al fatto che in Bangladesh sono perseguitate minoranze etniche o religiose o che in Turchia sono puniti con il carcere rapporti omosessuali. Te capì? Quello che succede a Milano e a Roma sul fronte sicurezza, ma sono stupidate, ma ci mancherebbe altro. Siamo noi che abbiamo queste percezioni sbagliate. Siamo sempre sul Corriere, l'intervista ad Antonio Tajani, ieri Silvio, oggi Giorgia, la stessa corrente attacca, si lamentano di Vannacci ma fanno come lui. Quest'oggi sul Corriere, a pagina 9, si intervista Antonio Tajani grazie a Virginia Piccolillo. Le dichiarazioni su Giorgia Meloni nella mail dei magistrati sono inaccettabili. Il vice premier Tajani oggi sarà in Israele e Palestina alla ricerca di spiragli per un cessate il fuoco. Ministro, cominciamo dall'Italia. C'è un conflitto tra governo e magistrati? No, risponde lui. C'è un piccolo gruppo, una corrente che si chiama Magistratura Democratica, storicamente legata all'allora Partito Comunista, che prima attaccava Silvio Berlusconi e ora attacca Meloni. Si lamentano del generale Vannacci, ma fanno la stessa cosa. Cosa c'entra Vannacci? Dicono che un generale non deve fare politica. Sono figlio di un generale dell'esercito. Non diceva nemmeno a noi per chi votava, ma neanche un magistrato deve essere politicizzato, come non esistono carabinieri di destra e carabinieri di sinistra. E l'intervista naturalmente prosegue, ma proseguo anche io, volo tra le notizie più forti, più potenti, insomma, non posso far finta di niente. Anche sul Corriere, aggredisce un agente con il coltello, ucciso, bufera su Salvini. Non ci mancherà. La reazione del poliziotto, vittima un maliano 26enne. Un elementare principio di umanità, non gioire per la morte di un uomo qualunque cosa abbia fatto, dice Mirabelli del PD. Loro sono i professorini che ci insegnano come vivere, come parlare. L'assessore Zivelonghi, al rammarico per la perdita di una vita umana, si unisce la grande solidarietà alla Polfer e ai vigili. Intanto, proprio di spalla, lo shock a Bari, 12enne violentata da un gruppo di minorenni. E chiaramente la frase che non istiga la violenza che tutti noi abbiamo in testa è: che cosa fare adesso a questi minorenni? Niente di male, ci mancherebbe altro, ma vogliamo prendere delle decisioni importanti per chi si macchia di questi reati? Chiaramente, essendo minorenne, rilasciato e il giorno dopo ancora in giro? Punto di domanda. Attenti agli sfollati climatici. Dove siamo? Siamo sul quotidiano Il Giornale, a pagina 4 ne parliamo da mesi e adesso, puff, sono saltati fuori. Dal Bangladesh arrivano sfollati climatici. Ma lo sapete, c'è anche quello che viene trattato male a casa, c'è quello che ha litigato con parenti e amici, c'è quello un po' gay che tocca il culo al carabiniere, quindi non puoi mica riportarlo a casa in Egitto. Dal Bangladesh arrivano sfollati climatici, da Bologna no, e dal Bangladesh arrivano, e le toghe di Roma li fanno tornare in Italia. Bianca Leonardi scrive quest'oggi: i giudici definiscono insicuri i paesi d'origine dei migranti, anche per il politically correct, le discriminazioni agli LGBTQ.
violenza di genere, discriminazione in quanto appartenenti alla comunità gay, difensori dei diritti umani, ma anche sfollati a causa del cambiamento climatico. Questi sono i veri motivi che i giudici di Roma hanno scritto nero su bianco per permettere ai 12 migranti trasportati in Albania di fare ritorno in Italia. Adesso infatti si trovano a Bari, in un centro per richiedenti asilo, nonostante gli sia già stato negato l'asilo dalle commissioni territoriali. Potranno presentare ricorso entro 2 settimane per poi rimanere nel nostro paese fino alla fine dei procedimenti. A firmare i documenti ufficiali di cui il giornale è in possesso è stata la presidente della sezione, il giudice Luciana San Giovanni, proprio lei che nella nota stampa subito dopo la non convalida dei migranti nel centro albanese aveva scritto: è impossibile riconoscere come paesi sicuri gli stati di provenienza delle persone trattenute. Una frase che ha scatenato il caos tra governo e quella magistratura amica del PD. Tutti i temi sollevati sono cari al PD e alla sinistra. Anche respingere cittadini egiziani diventa sempre più difficile per via della presunta opposizione politica. Che ne pensate? Che ne pensate? WhatsApp, datevi da fare ragazzi, poi vi leggo tutti quanti. 340 67 09 659, soprattutto voi ascoltatori, vogliamo sentirvi. 340 67 09 659, voi nuove entrate sul canale del televisore 252, sulla banda DAB dell'autoradio, chi ha scaricato l'applicazione di Radio Libertà e ci segue ovunque, diteci il vostro parere sulle notizie di oggi. E io vi leggo anche il quotidiano Il Giornale, che a pagina 17 scrive: alluvioni senza sosta, una vittima a Bologna, l'Italia è sott'acqua. Il conto più alto in Emilia-Romagna, morto uno studente ventenne in auto con il fratello. Crescono i numeri degli sfolati, 2500 in provincia di Bologna, 1 migliaio a Reggio Emilia, interrotta la ferrovia per lunghe ore. E di spalla, quei selfie lungo i fiumi, la stupidità non ha argini. Intanto però si avvicinano le elezioni regionali e il centrodestra attacca Lepore, il sindaco di Bologna. Ha responsabilità. Fratelli d'Italia e Lega contro il sindaco Felsinio per lo scoperchiamento del canale del Reno. La campagna elettorale per le regionali in Emilia-Romagna agli sgoccioli e il centrodestra, attuale forza d'opposizione, inchioda il sindaco di Bologna Matteo Lepore Dem alle sue responsabilità. La linea della candidata presidente Elena Ugolini, civica e sostenuta anche da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia e dei partiti, è quella della solidarietà, anche per rispetto della persona che ha perso la vita a Pianoro. Il centrodestra però intravede comunque delle responsabilità precise per le esondazioni e per i danni nel capoluogo. L'amministrazione voleva il naviglio per Bologna. Il progetto prevedeva la liberazione di un canale passante per via Riva di Reno, ma lo scoperchiamento del canale è stato individuato come una delle cause del disastro. Non più tardi di un mese fa, fanno presente Francesco Sassone e gli altri consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, la stessa amministrazione comunale si vantava dei puntuali interventi fatti da maggio 2023 per mettere in sicurezza il territorio bolognese e in particolar modo il torrente Ravone, difendendo a spada tratta anche la scelta puramente illogica e solo di natura estetica di scoperchiare il canale Reno nella zona di via Riva di Reno. Il Ravone, che era già esondato un anno fa, è esondato di nuovo in queste ore. Per il partito di Giorgia Meloni, Lepore e i suoi non sono stati capaci di mettere a terra interventi che potessero davvero proteggere la città e i cittadini da eventi atmosferici. Fratelli d'Italia ha anche domandato al primo cittadino delle scuse pubbliche da indirizzare ai cittadini che amministra. Anche la Lega di Matteo Salvini tuona contro il Partito Democratico Bolognese e le sue scelte. Matteo Di Benedetto, capogruppo leghista in consiglio comunale, attacca via social la giunta guidata dalla formazione di Schlein. Via Riva di Reno allagata. Hanno scoperchiato il canale intubato e il canale esondato. Congratulazioni alla lungimiranza di questa amministrazione, scrive. E ancora, in relazione all'allagamento del sottopasso che porta all'ospedale Maggiore, un'altra offensiva. Nella foto, immortala Di Benedetto su Facebook, spunta la telecamera del Velox di Lepore per fermare le persone che superano i 30 all'ora. Per il Carroccio le priorità di Lepore e dei suoi
erano quantomeno ideologiche rispetto agli interventi ritenuti davvero urgenti dai leghisti. Intanto, nel corso della mattinata di ieri, il sito dell'ARPA non è risultato raggiungibile e alcuni istituti meteo, come sottolineavano, come fosse impossibile aggiornare sul livello dei fiumi. In poche parole, non andava neanche internet. Da dove è partito tutto ciò, signori? È partito dal quotidiano Il Tempo, che effettivamente anche quest'oggi titola Meloni Gate, lo scontro tra i poteri dello Stato. Bufera dopo lo scoop del Tempo. La Premier pubblica la mail, Santa Lucia difende le toghe rosse, Mattarella no a contrapposizioni. Meloni oggi è un pericolo più forte di Berlusconi, dobbiamo porre rimedio. Ecco la mail shock del magistrato nello scoop di ieri del quotidiano Il Tempo. Guido Crosetto, legittimo avere idee diverse, superato un confine gravissimo, utilizzato un potere dello Stato per combattere nemici politici. Ma c'è anche Angelo Bonelli. Adesso vi attaccate un'email in cui si esprime un libero giudizio e idee previste dalla Costituzione. Il governo aiuta i criminali. Giovanni Donzelli, magistrati fermino i mafiosi, i criminali, i trafficanti e non la Meloni. Il premier è un problema perché non è ricattabile. E poi chiaramente avanti sul quotidiano Il Tempo di quest'oggi, che ricorda come il caso arriverà in Parlamento. Qui si sfiora l'eversione. Speranzone di Fratelli d'Italia presenta un'interrogazione a Nordio. Gasparri di Forza Italia chiede un'ispezione da parte del Ministero. Cosa ne pensate voi? 3406709659, i vostri messaggi tra pochissimo in diretta, mentre il PD vuole il bavaglio al TG1, scrive ancora Il Tempo, per l'intervista a Salvini, scontro tra sindacati RAI. Politica e informazione, il leader della Lega parla di open arms, di giudici, di Albania, l'ira di Schlein, Unirai, continui attacchi, usi GRAI, propaganda, insomma. Ma chi ha fatto di male il TG1? Ha intervistato Matteo Salvini. La figuraccia del PD, ne parla Il Tempo quest'oggi a pagina 9 e non possiamo far finta di niente, anche perché c'è un audio carino che gira su tutti i social. Elezioni in Liguria, Orlando e le fantomatiche 5 province. I Dem criticano perché hanno paura e l'ex assessore Cavo ironizza, vuole governare senza conoscere la cartina della regione. Ma cosa è mai successo, ci chiediamo tutti noi? Che cosa ha detto Orlando? Tiriamo sul cursore, Francesco, e sentiamo questa bestialata che neppure mio figlio Elia potrebbe mai dire. A me non sorprende il fatto che i sondaggi diano un forte equilibrio. La destra governa 4 capoluoghi su 5, i sindaci sono scesi pesantemente in campo, hanno una forza. È chiaro che poi a tutti noi ignoranti ci pensiamo, diciamo, dunque c'è Imperia, Savona, Genova e La Spezia. Ma qual è la quinta provincia? E abbiamo tutti paura quasi di dirlo, perché qualcuno del PD potrebbe dire: ma come? Non lo sapevi? C'è anche Nizza, che è subito di là dal confine, però non lo so se ti fanno passare. No, ti fanno passare, non ti fanno passare se sei nero, ti rimandano indietro. La bordata ai sostenitori di Bucci, mi attaccano perché non hanno idee, proposte, sono nervosi. È vero, e siamo un po' tutti nervosi, ci capiamo, abbiamo paura di perdere. Vabbè, ok, la figuraccia l'abbiamo fatta noi, che abbiamo fatto notare, e non si deve fare, che Orlando è un po' ignorante, nel senso che ignora, dal latino ignoro, ignoras, ignoravi, ignoratum, ignorare. Quante province ha la Liguria? Dov'è candidato? Attenti al quotidiano La Verità, che dice davvero la verità quest'oggi, intervistando Alfonso Celotto, che dice gravi rischi dai referendum online. 3 mesi fa il Ministero della Giustizia ha inaugurato una piattaforma web per promuovere le consultazioni. Il costituzionalista è perplesso, un influencer potrebbe trascinarci al voto con una campagna di marketing. Beh,
È più o meno quello che è successo. Potremmo diventare la democrazia di Chiara Ferragni, ma la tagliola del quorum poi vanificherebbe le speranze degli attivisti. Insomma, come al solito, una spesa inutile di tempo per voi che avete votato online il referendum contro l'autonomia. Ma è tutto da vedere, perché se poi veramente si vota tutto, qualunque cosa online, potrebbe davvero cambiare il mondo e la cosa si fa pericolosa. Un'altra segnalazione certamente dal Libero, a pagina 13, Daniele Dell'Orco ci ricorda la gara tra Repubblica e TG3 per fare Simwar santo subito, e addirittura Vecchioni lo paragona a un eroe omerico. La moglie dell'ex capo di Hamas filmata con una borsa di lusso, per il quotidiano è propaganda, per il notiziario Rai una mossa per screditarli, ma poi si scusano, assolutamente, abbiamo sbagliato. Questo ed altro su alcuni quotidiani che oggi poi troverete sul sito radiolibertà.net, perché i migliori o i peggiori quotidiani noi li inseriamo nel nostro sito. Datene una sbirciata ogni tanto, radiolibertà.net. Noi adesso ci fermiamo per qualche minuto, o c'è la canzone indipendente e poi arriva il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Su Instagram lo vediamo far ballare tanta gente, si chiama Joe Paciello, DJ e produttore, si chiama Feelings, il suo nuovo album ricco di melodie armoniche, assoli vibranti, sample e campioni che si intrecciano per creare uno stile molto danzereccio anche a quest'ora del mattino, anche con i quotidiani in mano. Joe Paciello, Feeling Blue, ci porta al Qui Parlamento. Qui Parlamento. E il lunedì mattina, subito dopo le 9, facciamo due chiacchiere con il capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, segretario della Lega Piemonte, Riccardo Molinari. Buongiorno. Buongiorno, un saluto a tutti.
Caro Riccardo, mai come questo weekend ci sono state emozioni forti, divisive su varie argomentazioni. Prima fra tutte naturalmente ciò che è successo in Emilia-Romagna, un'altra alluvione, ma sto leggendo sui quotidiani che i cittadini cominciano ad alzare la testa e cominciano a indicare per bene di chi è la colpa, ma poi naturalmente ciò che è accaduto sul fronte immigrazione, la mail del magistrato di Magistratura Democratica, oggi Meloni è un pericolo più forte di Berlusconi, il processo a Matteo Salvini di venerdì, la vostra manifestazione, il vostro sit-in a Palermo, è proprio in quel momento che è arrivato l'ordine di riportare indietro questi immigrati. Insomma, difficile capire che cosa sia successo, mica poi tanto. Do a te, Riccardo Molinari, la parola per fare una sintesi di questo weekend su questi fronti che, devo dire, fa arrabbiare moltissimo ciò che è accaduto i nostri ascoltatori, non soltanto i leghisti, perché capiscono che c'è qualcuno che vuole dettare legge e questo fa arrabbiare davvero, e non c'è una motivazione se non per una motivazione ideologica, punto di domanda. Riccardo Molinari, a te la parola. Beh, allora sì, la carne da fuoco è veramente tanta. È chiaro che il tema immigrazione è stato quello più centrale, la polemica scoppiata diciamo in merito alla sentenza del Tribunale di Roma che ha comportato che gli immigrati portati nei centri di detenzione e espulsione dall'Albania siano dovuti tornare in Italia. Questo è quello che ha fatto più rumore, anche se, come ricordavi giustamente tu, questa decisione avveniva, e secondo me non è un caso, anche nel momento in cui c'era la ringa difensiva di Giulia Bongiorno per Matteo Salvini sul caso Open Arms e i parlamentari della Lega erano a fare un sit-in di solidarietà a Palermo per il segretario Salvini. Ora, sono due facce della stessa medaglia, perché sono due storie in cui le leggi volute dal Parlamento sono state disapplicate da sentenze della magistratura. Questo è accaduto per quanto riguarda il caso penale ai tempi. Alla fine ci fu un provvedimento giudiziario che impose l'ingresso della nave nel porto e poi, e poi c'è tutto quello che consegue a cui siamo arrivati ora, no? Il processo, quindi un'inchiesta, un'autorizzazione a procedere del Parlamento, perché va sempre ricordato, noi continuiamo a dire che quello è un processo politico, perché senza il voto del Movimento 5 Stelle, del PD e della sinistra non ci sarebbe stato quel processo, perché Salvini in quanto ministro era tutelato e doveva essere il Senato a decidere se gli atti, i fatti che gli venivano contestati rientrassero nella funzione di ministro o se fossero fatti perseguibili per legge. Il Parlamento, come sapete, il Senato votò per il processo semplicemente per il fatto che la Lega era passata dalla maggioranza dall'opposizione. Quindi questa è una storia. Poi c'è la questione dell'Albania, dove, ripeto, la storia è la stessa, perché sono state fatte delle nuove leggi. Di fatto abbiamo ripreso i decreti di sicurezza che aveva voluto Matteo Salvini e stanno funzionando, perché siamo a meno 65% di sbarchi quest'anno rispetto all'anno passato. Una cosa in più che è stata fatta è stato questo accordo con l'Albania per creare questi centri di detenzione e espulsione sul territorio albanese. Ovviamente sono dei centri che hanno, per l'accordo che è stato fatto tra Italia e Albania, alcune diciamo a limiti, nel senso che possono essere utilizzati soltanto per gli immigrati che vengono da cosiddetti paesi sicuri. Ecco, su questo si è agganciato il Tribunale di Roma, perché è uscita recentemente una sentenza della Corte europea che dice che i paesi, per essere definiti sicuri, devono essere sicuri nella loro interezza, e quindi per il Tribunale di Roma il Bangladesh, l'Egitto, la Tunisia, cioè i paesi che sono definiti paesi sicuri dall'Italia, da una legge italiana, votata dal Parlamento italiano, e sulla base del quale questi immigrati sono andati in Albania, deve essere disapplicata, e quindi questi migranti ritornano in Italia. Ora, è evidente a tutti che soprattutto in questo caso c'è una disapplicazione di quella che è la volontà legislativa, quello che il Parlamento ha votato. Il governo sta applicando delle leggi votate dal Parlamento, e quindi sicuramente un tema, come ha giustamente spiegato il ministro Nordio, che sicuramente non può essere accusato di essere un fanatico antitoghe, visto che era un magistrato pure lui, che ci sia stata un'esondazione di poteri tra il potere giudiziario e il potere legislativo in questa vicenda, come purtroppo in tante altre vicende,
è un dato di fatto, e quindi questo spiega la grande attenzione e la polemica del fine settimana. Poi certo la lettera di cui parlavi, la mail di Magistratura Democratica in cui si dice la Meloni è pericolosa, diciamo questo mi sorprende un po' meno, nel senso che ci siano delle correnti della magistratura che fanno politica a tempo pieno e fanno, diciamo, un'opera anche di indottrinamento, comunque di trasmissione ai magistrati di certi valori, di certi principi che spesso sono in antitesi con quelle che è la politica del governo. Purtroppo è qualcosa che succede quotidianamente, quindi questa mail è uscita, ma questo, diciamo, mi sorprende di meno. La sentenza del Tribunale di Roma è abbastanza invece sorprendente, e vedremo oggi il Consiglio dei Ministri come affronterà la questione per aggirare il problema ed evitare che nuovamente ci possano essere delle disapplicazioni della legge come questa. Poi chiudo sull'Emilia Romagna, visto che mi chiedevi, sì, la gente sta iniziando a capire, anche perché il governo ha spiegato come sono stati dati molti soldi, molti fondi a quella regione per la messa in sicurezza di alcune aree più fragili del territorio, e di fatto queste opere per lo più non sono state fatte, con le conseguenze che stiamo vedendo. Io ricordo una infuocata conferenza stampa del ministro Musumeci qualche settimana fa, dove elencava i fondi trasmessi e chiedeva conto alla regione di come fossero stati utilizzati. Ecco, chi abita in Emilia Romagna forse inizia a farsi le stesse domande. Esatto, e forse qualche decisione diversa sul prossimo voto la prenderà. Intanto, questa sera al Green Pea al Lingotto di Torino, 2 anni di governo Meloni, l'Italia torna a correre, un evento che si ripeterà anche sabato 26 alle 10 all'Auditorium Gaber di Milano. Si parla di questi 2 anni forti veramente di governo Meloni. Ci sarai anche tu questa sera a Torino. Sì, questa sera c'è questo evento che, come giustamente ricordavi, è un evento che ci sarà a Milano, ma che ci sarà c'è stato, ci sarà in tutte le regioni del paese. È un evento di coalizione, quindi interverranno ministri, sottosegretari, parlamentari, rappresentanti della maggioranza, ovviamente rappresentanti territoriali, in questo caso piemontesi, e sarà l'occasione per fare un po' un riassunto delle buone cose fatte in questi 2 anni di governo dalla coalizione di centrodestra. E ovviamente, insomma, noi della Lega ci concentreremo a raccontare soprattutto le cose buone fatte dalla Lega. Quindi, signori, se siete a Torino, questa sera Green Pea Torino, 2 anni di governo Meloni. Grazie anche al capogruppo alla Camera dei Deputati e segretario Lega Piemonte, Riccardo Molinari. Buon lavoro, Riccardo. Buon lavoro, Sammy, un saluto a tutti gli ascoltatori. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che vi dà ancora una volta il buongiorno. Che facciamo? Apriamo le linee? Dai, fammi sentire qualche ascoltatore. 0292947222, ma anche tanti WhatsApp al 3406709659, mentre mi hanno sentito quelli del Fatto Quotidiano che oggi a pagina 2 pubblicano Meloni, 2 anni di scandali e conflitti tra alleati. Nel Fortino la leader voleva fare la storia e rifare l'Italia, invece vivacchia e diffida dei suoi. E alla terza manovra senza soldi e idee rischia anche lei. Ragazzi, se volete arrabbiarvi, esteri, nessuna iniziativa, solo fedele esecutrice di politiche USA. Economia, tagli e condoni, si torna alla stagione dell'asfissia fiscale. Sul fronte giustizia, la rivincita dell'impunità, meno reati e bavaglio ai cronisti, e poi neanche per le infrastrutture. Il Fatto Quotidiano, 15 miliardi al ponte, mentre le ferrovie sono nel caos. E sull'immigrazione, stretta sull'asilo, sberle in tribunale e il caso Tirana. E la sanità, ritardi e molta propaganda, senza risorse, l'agonia prosegue. Signori, sto per vomitare, ma prima sentiamo le vostre chiamate. Pronto? Pronto? Quella. Ciao Sammy. Ecco, finalmente avete con voi il grande militante maresciallo leghista Renato Lelli. Caro Mi Renato. mi conoscono tutti, da Salvini, da Luca Zaia, da tutti gli onorevoli, eccetera, eccetera. Peccato che non mi hanno portato giù, ma a Roma per sentire tutte le mie doglianze con 400 passaggi nelle commissioni di Camera e Senato, di lavori, con 5 disegni di legge, con altrettanti lavori all'Europarlamento.
l'Europarlamento sono stato chiamato più di una volta e per ritornare alla solita problematica che si sta conclamando oggi, già nel 2014 io feci un grande intervento certosino, ma vorrei ricondurmi alla storia. Ma perché questo maresciallo Tante di battaglia, no? Quelli forti, quelli che combattono, quelli che siamo stati forgiati per rispettare la Costituzione, e io quel giuramento che feci tanti anni fa lo sto rispettando. Pensate che avevo in mano tutta la strumentazione di caccia della terza brigata in mano, quindi io difendevo la Costituzione, difendevo la libertà del popolo italiano, e quando mi sono accorto che stavano defraudando tutto questo sistema e stavano calpestando la Costituzione, carta, penna, computer, gazebi, ho fatto tutto e sto facendo tutto ancora quello che si può fare. E il 7 ottobre, giorno della battaglia di Lepanto, già mi avevano chiamato una prima volta nel 2013 in Parlamento, ma il 7 ottobre, giorno della battaglia di Lepanto, ricordate il 7 ottobre, no? Questo 7 ottobre che hanno voluto la rivincita, questi signori invasori, non voglio dire il nome chi sono, e ci risiamo. Io il 7 ottobre 2014 feci un grande intervento nel Parlamento europeo, accanto a me avevo Borghezio, sui flussi migratori, reati connessi, le pandemie e tutto quello che si sta conclamando dietro. Avevo rappresentanti della Presidenza del Consiglio del signor Renzi, che poi gliene ho dette di tutti i colori pure a loro. E ecco che giustamente si stanno... Grazie caro, ma il tempo purtroppo è quello che è, maresciallo. Ti sentiremo tutta la mattina, ma non si può fare. 0292947222. Diamo spazio anche ad altri. Che ne dici, maresciallo? Proviamo, pronto? Ciao, sono Marco da Mantova. Ciao Marco. Quest'oggi farò un intervento brevissimo per spiegare l'azione di quello che abbiamo sentito da parte di una certa magistratura. Stalin diceva: il popolo non è d'accordo, cambiamo il popolo. La sinistra, che è in minoranza in questo paese ed è sempre meno apprezzata dalla gente che usa la testa, ha bisogno di cambiare il popolo, e allora avanti tutti, ai quali dare il voto attraverso 1000 escamotage, dalla cittadinanza, attraverso lo ius scholae, ai permessi di soggiorno, tutto quello che vogliamo, perché così loro pensano di prendere il potere. Si venderanno al diavolo, si venderanno alla mezzaluna, ma loro hanno bisogno di cambiare il popolo, perché sanno che altrimenti non potranno più andare al potere, perché ne hanno fatte di cotte e di crude. Ciao a tutti, Sandy, grazie. Grazie caro. 0292947222. Perché non inviamo i clandestini rientrati dall'Albania e quelli dei centri di raccolta che sbarcano oggi a spalare fango a Bologna, rendendosi utili per qualcosa? Al posto che rimandarli in Albania o a casa loro, nei centri di raccolta a spalare fango. Ma senti, vi fidereste? Sinceramente qualche dubbio in alcuni casi mi viene. Come? Ancora WhatsApp 340 6709 659. Buongiorno Sammy, possibile che tutti questi giudici, sembra fatto apposta, abbiano cognomi da film di Totò? Forse io prendo le distanze, non volevamo insultare nessuno, subito in ginocchio sui ceci, vai, così sono sicuro. Forse bisognerebbe introdurre anche per i cognomi le teorie di Lombroso, per adesso, ma solo per ora, prendiamola sul ridere e cerchiamo di svegliarci. Bravo Fabio, ridiamoci sopra. Ancora WhatsApp, certamente. Buongiorno a Marcello da Roma, buongiorno Marcello. La segretaria PD era la responsabile in Emilia Romagna, ma non ci ha capito un bel niente, come il bue che dà il cornuto all'asino. Per me paese sicuro è quello che si riprende indietro i clandestini. Ciao Giuliano da Torino. Il governo non deve cedere di 1 millimetro, non deve farsi mettere i piedi in testa, scrive Battista da Genova. Ormai siamo in piena era euro, niente più soldi per il popolo bue, ci scrive Gian. E prendiamo qualche chiamata. Pronto? Una è caduta. Lisetta. Ciao Lisetta.
Allora, da Libero di ieri però, premetto questo, Bene. il titolo è Una toga rossa a un evento contro il governo. Allora, in Calabria il segretario MD Musolino attacca l'esecutivo, naturalmente, sempre noi, sul decreto sicurezza di una manifestazione no ponte contro il governo. E poi lo stesso attaccato duramente in pubblica piazza, ripeto, in pubblica piazza, il nostro ministro Salvini e il suo operato in difesa delle nostre coste. Tutto questo è inaccettabile, signor Semmi. La sua presidente, il giudice Silvia Albano, in forza al Tribunale di Roma, e tra quelli che hanno firmato il provvedimento contro il protocollo italo-albanese voluto dal governo Meloni. Tutto qua, e come sempre una buona giornata a lei e a tutti i nostri ascoltatori. E come sempre grazie ai nostri migliori editorialisti che sono gli ascoltatori. Poi però dovete sentire anche l'editoriale del nostro direttore. Tra 10 minuti arriva Giovanni Sallusti e poi te la do io l'America. Ancora le vostre voci 0292 947222 in diretta e senza filtro su Radio Libertà. Pronto? Pronto? Prego. Pronto? Sì, sono sempre io, Renato Relli, e quindi Renato, non è possibile tornare in linea, Renato. Hai esaurito il tuo tempo, abbi pazienza e dai spazio anche agli altri. Un'altra chiamata, pronto? Pronto, Sammy? Prego. Buongiorno caro, sono Mario, sempre. Vai Mario. Ti vedo sempre frizzante la mattina. Cosa potremmo fare se no? Senti, Sammy, scusami, sono un po' raffreddato. Dirò delle cose molto scorrette, però questa è la radio delle cose scorrette, magari che sfioreranno anche il razzismo, ma quello lo devo dire. Vedi, io per l'Emilia Romagna non ho tanta speranza, perché è gente che ragiona come dei trogloditi, come dei minus sapiens, non hanno capacità di critica, di ragionamento, di discernimento. Loro ragionano, siamo comunisti, siamo tutti comunisti. Vedrai tutti questi disastri che sono successi, perché loro per 40 anni non hanno pulito gli argini del fiume, non hanno fatto le vasche di laminazione come ha fatto il Veneto. Loro rivoteranno in massa per la sinistra, vinceranno a mani basse, perché è un sistema di potere talmente consolidato, ha detto bene Stefano Craxi, quasi di controllo mafioso del territorio, dove il partito li controlla dalla culla alla tomba. Non c'è speranza, lì può crollare l'Emilia Romagna, ma voteranno in quella maniera, perché è gente che non ha capacità di discernimento, di ragionamento, stanno ancora al contrordine compagni di guareschiana memoria. Una regione di idioti politici completi, politici, non ho detto personali. Grazie Ciao. caro, ma ti dico, non ci metterei la mano sul fuoco, perché a leggere le interviste, anche un po' dei vostri messaggi di chi sta vivendo in queste ore il dramma di tanta acqua nelle cantine, nelle case, cominciano a rompersi le scatole. Sì, un primo passo potrebbe essere il non voto, questo è un pericolo, lo ha detto anche Bersani la scorsa settimana. Il secondo passo potrebbe essere giustamente il voto al centrodestra, che dove sta governando bene. Chiaro, non ci possono essere i miracoli, in questi casi ci vuole prevenzione, ma loro sono davvero ostaggio di questi ambientalisti che, oltre naturalmente a prendersela con Matteo Salvini su altri argomenti, vedi Legambiente, ti tengono davvero in ostaggio su certe argomentazioni, le nutrie, bisogna lasciarle fare, e queste si mangiano gli argini del fiume, e appena arriva una spallata d'acqua viene giù tutto quanto. 0292947222. Pronto? Pronto, Sammy, sono Ornella. Ciao. Dalla provincia di Lecco. Solo una domanda, cioè, ma secondo voi, secondo questi giudici, l'Italia è un paese sicuro, visto quello che succede ogni giorno? È vero, Proprio a causa di questa immigrazione? E a questa Chiesa vorrei dire di smetterla con questo continuamente arrivate, venite a casa nostra. Allora, se li portano in Vaticano, li mantengano loro, e lo sai perché fanno così?
perché ci smenano, cioè guadagnano di meno, no? Viene ridimensionato il loro guadagno, sia della Caritas che delle cooperative. Io la vedo così. Io sono talmente stanca. Ciao. Grazie, no, niente stanchezza, perché oggi La Russa viene intervistato dal quotidiano Repubblica. Vogliamo rispetto dai magistrati, riscrivere nella carta i confini tra i poteri. La frase di Salvini sugli immigrati non mi è piaciuta, ma è come dice lui, sono senza fissa dimora ed è più probabile che commettano crimini. C'è la paura di diventare il ventre molle dell'Europa, è un messaggio ai trafficanti. Se venite illegalmente rischiate di finire in Albania. E poi riguardo la sicurezza, signori, non ditemi, come diceva la nostra ascoltatrice, che l'Italia è un paese sicuro. Non ditemi questo. Pronto? Sì, pronto, sono Angelo Di Parre. Quella. Una cosa che non ho mai sentito e che ascolto sempre in Radio Libertà, i Verdi. Non ne parla più nessuno che li accusa. I Verdi hanno messo l'obbligo di lasciare tutti i ramoscelli se tagli una pianta del bosco, di non toccare i boschi, sono i boschi che sono impenetrabili, sono qualcosa di fuori dal normale. Però di accuse a questi andrebbero messi sotto processo e fargli pagare tutti i danni, oltretutto. Bravissimo. E invece li abbiamo votati alla grande, i Verdi. Abbiamo fatto andare anche addirittura un europarlamentare di sinistra in Parlamento. Cattivissimo Matteo, a pagina 9 di Repubblica. L'ultima esultanza porta l'odio oltre i limiti. Matteo Salvini ha oltrepassato un altro confine, paradossale per chi confini li sogna tutti, blindati e impenetrabili, ed è giunto ancora più in là, dove si esulta per la morte di un uomo. Ragazzi, non è la prima volta che si scrivono queste cose, e quando succedono cose così gravi ma la frase più facile che ti viene è se l'è meritata, ok? E in questo caso Salvini ha scritto non ci mancherà, con tutto il rispetto, e voilà. Stefano Cappellini a pagina 9 di Repubblica ci fa un ritratto di cattivissimo Matteo che ci piace troppo. Pronto? Pronto, ciao, sono Fabrizio di Sabbiochiese. Ciao, buona settimana. Ascolta, per quanto riguarda il conflitto con la magistratura, mi sembra che sia dal 92-93 che la cosa va avanti, da quando hanno fatto cadere i governi della Democrazia Cristiana e di Craxi. Allora i giudici avevano quantomeno un certo contegno e non andavano in piazza a manifestare le proprie idee politiche. Adesso, anche con la complicità di certi presidenti della Repubblica, si permettono di scrivere mail, si permettono di attaccare esponenti politici, e il problema sta diventando sempre più grave perché non ti permettono di governare. Allora la questione è questa: siccome abbiamo una Presidente del Consiglio, abbiamo un ministro come Salvini, abbiamo tutta gente che non è attaccabile dal lato delle tangenti, dal lato delle ruberie, bisogna cominciare a impostare delle leggi chiare che limitano i poteri della magistratura nell'ambiente politico, perché quando riguarda le decisioni politiche o siamo in democrazia o altrimenti sarà sempre una democrazia limitata da questo potere. Pertanto quando si fanno leggi anche come quella dell'Albania per portare i migranti bisognava guardare per filo e per segno tutti gli aspetti di quello che poteva succedere. Pertanto bisogna cominciare a limitare la magistratura, a fare leggi un po' come si deve, perché altrimenti saremo sempre in balia di questa gente. Grazie caro, voglio dire a quelli di Magistratura Democratica e al Presidente, l'alto là di Mattarella, titola quest'oggi il quotidiano Repubblica. WhatsApp, grazie, ma quanti che me ne avete inviati? Non li leggo tutti adesso, ne leggerò un po' anche dopo le 11, ma sentiamo questo ad esempio sul cursore. Buongiorno Sammy, sono Pierre. È ora che il governo, in particolare il ministro Nordio, tiri fuori gli attributi, perché qui bisogna modificare le norme che regolano il rapporto fra lo Stato e questi dipendenti, che non dovrebbero essere diversi da un professore o da un medico, che sono dipendenti pubblici, ma che invece hanno un potere eccezionale anche quando commettono errori, anche quando lavorando fra le righe si inventano cose che non stanno né in cielo né in terra. Bisogna stabilire di nuovo la separazione, ricordarsi Montesquieu. In questo modo non andiamo avanti da nessuna parte, e i pagliacci della sinistra
che difendono il diritto, bisogna fargli scattare ogni tanto un po' di manette, così vedrai che dopo stanno più attenti. Ciao. Grandissimo Pier, sento rumore di manette. Un giorno, Sammy, oggi ho imparato qualcosa di nuovo. È inutile pulire l'alveo dei fiumi. Infatti i fiumi scorrono per le strade. Buona giornata Giovanni da Bergamo. Me ne vado, va bene. Oh, quante storie! Potrei star qui fino a domani a leggere i vostri WhatsApp, ma vi do appuntamento alle 11. Adesso c'è l'editoriale di Sallusti, poi te la do io l'America, poi l'auto da caffè di Giulio Cainarca. Io ritorno dalle 11 a mezzogiorno con i vostri WhatsApp e con altri ospiti. A più tardi.